Sì, lo scorso 2 febbraio abbiamo riaperto i battenti del nostro museo. Il pubblico ha ricominciato a frequentare le nostre sale espositive e quindi per festeggiare al meglio questa riapertura abbiamo inaugurato il nuovo laboratorio di restauro, un laboratorio inserito all'interno dei nostri spazi museali, in particolar modo all'interno di Casa Canova. Quindi grazie all'aiuto della nostra restauratrice Edda Zonta abbiamo preso quelli che sono i materiali utili per queste operazioni e il primo dipinto che ha avuto l'attenzione della restauratrice è stato l'autoritratto come scultore di Antonio Canova. Quindi l'abbiamo tolto dalla cornice, l'abbiamo tolto dal telaio e che cosa abbiamo scoperto? Nella parte destra aveva degli scarichi di pennello, quindi Canova mentre lo dipingeva scaricava appunto il pennello in questa sezione. Nella parte sinistra invece abbiamo scoperto una sezione dipinta che era incongruente con la superficie pittorica superficiale. Quindi ci siamo chiesti ovviamente, ci siamo fatti delle domande che potevano avere soddisfazione solamente attraverso delle indagini diagnostiche. Quindi ci siamo messi in dialogo con la soprintendenza, in particolar modo con la funzionaria, la dottoressa Monica Pregnolato, e abbiamo fatto delle radiografie che hanno svelato un dipinto sottostante. Abbiamo 2 volti, quindi nuove domande. Di chi sono quei 2 volti? Sono stati realizzati da Antonio Canova oppure Canova ha utilizzato una tela dipinta da qualche artista che lo ha preceduto? Ovviamente per dare risposta a questa domanda, la domanda principale, dobbiamo fare ulteriori indagini d'archivio, andando così a vedere, a spulciare tra i libri di conti, tra gli inventari, però abbiamo chiesto alla soprintendenza di poter procedere anche con quelle che sono le indagini scientifiche, quindi per esempio attraverso dei piccoli tasselli per andare ad indagare quello che è la pittura, i pigmenti della pellicola pittorica superficiale e quella sottostante. Non si parte mai con un restauro se prima non si fa una parte di diagnostica, che a noi è molto importante perché riusciamo a intervenire anche con i metodi di pulitura in modo più dettagliato. Quindi anche in questo caso il dipinto è stato prima studiato con una riflettografia a infrarosso, con un'analisi a luce ultravioletta. Queste diagnostiche molto semplici in realtà, però indispensabili, ci permettono di capire se ci sono ridipinture, se la vernice è troppo compromessa, se ci sono cretature e se ci sono anche pentimenti o comunque qualcosa di sottostante che in realtà non è visibile come con la diagnostica che è stata successiva, però permette a noi restauratori di non intervenire con prodotti troppo invasivi e quindi dannosi per l'opera. In questo caso appunto con l'ultravioletto siamo riusciti a vedere immediatamente che l'opera era già stata restaurata e aveva subito delle ridipinture e dei ritocchi minimi in realtà, non proprio così importanti. E successivamente, quando abbiamo visto che appunto a prenderlo c'era questo lembo decorato in modo diverso dal dipinto, abbiamo chiamato una ditta di diagnostica, la CMR, che ci ha permesso di fare queste radiografie qui in questo luogo, mettendo 4 lastre sopra e un macchinario ha potuto leggere tutta l'opera ed è apparso questa appunto radiografia. Anche loro hanno fatto delle foto infrarosse ancora più dettagliate perché l'opera quando loro sono intervenuti era già parzialmente pulita quasi tutta, quindi è stata molto più leggibile anche l'infrarosso, che permette di leggere anche i capelli che non sono molto visibili adesso, permette proprio di leggere tutte quelle fasi i passaggi che ha fatto il Canova per arrivare a questo risultato. Sapete che Canova è stato un grande scultore, uno dei più grandi del neoclassicismo, però è stato anche un pittore ed un architetto. Lui ha dipinto dalla seconda metà degli anni '80, principalmente fino ai primi anni
del secolo successivo. In particolar modo nel biennio 98-99 è stato qui a Possagno, perché a Roma c'era l'occupazione francese, non si sentiva sicuro e quindi ha deciso di ritornare nella patria natale, a Possagno, e qui ha trascorso diversi mesi, durante i quali ha realizzato molti dipinti sia ad olio che a tempera. Uno di questi proprio è il nostro autoritratto, dove vediamo l'artista che si rivolge all'osservatore con uno sguardo molto acuto, molto intelligente. Vediamo che l'artista ha già una calvizie importante ed è elegantemente vestito. In basso a destra vediamo la firma dell'artista e anche la data, quindi abbiamo un Anto Canova SC. Cosa vuol dire SC? Scultore, lui si firmava sempre in questo modo. E poi abbiamo la data di realizzazione, che appunto è il 1799. Che cosa possiamo notare ancora? Che Canova tiene quelli che sono gli strumenti del mestiere, quindi abbiamo il martello e lo scalpello. Se notate, il martello è tenuto vicino al cuore. E qui nella destra, anche se lo sfondo è molto scuro, quindi si fa un po' più fatica a notarlo, ci sono altri strumenti del mestiere. A sinistra invece abbiamo la testa ideale. Sappiamo che è un'opera, un soggetto sul quale Canova comincerà a lavorare solamente qualche anno più tardi. Allora, una delle mission del museo è proprio quella della conservazione, insieme a quella della valorizzazione e della tutela. Come fare a conservare un patrimonio così grande e così importante? In parte ovviamente grazie alle risorse di Fondazione Canova, però parte del museo viene sostenuta, parte di questa mission viene sostenuta grazie ai nostri mecenati, imprenditori, enti, però anche privati, che donano per poter perseguire questo obiettivo. In particolar modo l'autoritratto come scultore è stato sostenuto dalla ditta Home Cucine di Cison di Valmarino. Però stiamo facendo altre raccolte fondi, in particolar modo mi riferisco alla Venere con Fauno. È un'opera che ha bisogno di sostegno, quindi un mese fa circa abbiamo cominciato con questa raccolta fondi, accoppiando anche una promozione. Chi la sosteneva con, o meglio, chi la sostiene con una cifra di 100 euro può avere insieme anche la member card. Però mi piace sempre ricordare come l'oceano sia formato da tante piccole gocce, quindi anche i piccoli donatori, anche qualche euro può essere utile per andare a raggiungere quella somma per portare a casa questo restauro, appunto questo importante restauro, per poter permettere all'opera, o più in generale alle nostre opere, di essere trasmesse alle generazioni future così come le abbiamo ereditate.